Per Portogruaro Vicenza, Massimo Zennaro. Conquistare il primo successo nello stadio di casa, il Pier Giovanni Mecchia, questo è l'obiettivo del Portogruaro Summaga, che l'ultima vittoria casalinga l'ha ottenuta il lontano 25 settembre quando era ancora costretto a giocare al Friuli di Udine, ma il Vicenza è squadra tosta, appena sotto alla zona playoff, è un buon momento di congestione fisica e morale. Le formazioni: Agostinelli cambia in difesa, che è tra le più battute del torneo, mette in campo il neoacquisto Esposito, schiera il 3-4-1-2. Rossi in porta, Cibocchi, Franceschini e Madasca i tre del reparto arretrato, Esposito, Schiavon, Scozzarella e Tarana a centrocampo, Cunico dietro le due punte, Pia e Altinier, Maran risponde con il 3-5-2, Russo tra i pali, Schiavi, Martinelli e Bastrini il reparto arretrato, Gavazzi, Salifu, Botta, Rossi e Di Matteo nel folto centrocampo, Misuracca e Abbruscato di punta, arbitra Giancola Di Vasto, assistente Franzi e Manna. Qui a Portogruaro una splendida giornata di sole, fa freddo però c'è un forte vento, siamo attorno allo 0, terreno di gioco rifatto da poco in discrete condizioni, sugli spalti circa 1500 persone, quasi 300 i tifosi arrivati da Vicenza per questo inedito derby veneto. Studio e Varese, Portogruaro in vantaggio al 45esimo minuto su punizione Scozzarella, quindi Portogruaro 1 Vicenza 0. E qui mancano pochi secondi al 45esimo, ma il risultato è cambiato, ci saranno addirittura 4 minuti di recupero, ci sono state tantissime interruzioni, molte ammonizioni, ma poco fa il risultato è cambiato, una punizione al limite dell'area perché c'è stato un atterramento di Pia, si è portato Scozzarella ai 20 metri con il destro, il tiro, pochissima rincorsa, il tiro a girare con il pallone che è finito sotto l'angolo alto alla destra del portiere del Vicenza Russo, un gran tiro imparabile per il portiere vicentino e il Portogruaro così è in vantaggio sul Vicenza e siamo al primo dei 4 minuti di recupero per 1-0. Linea Padova. Manca 1 minuto e 20 alla fine dei 5 minuti di recupero, il Portogruaro è ancora in vantaggio sul Vicenza per 1-0. Vai pure fino al termine. Sì, continua ad attaccare il Vicenza che non ci sta proprio a perdere questa partita, c'è stato un tiro molto pericoloso dal limite del brasiliano Lemao, deviato, e poi il volo del portiere Rossi che ha messo la palla in angolo e subito dopo dal corner un colpo di testa in mischia di Martinelli con il pallone che ha colpito la parte alta della traversa e l'allenatore del Portogruaro cerca di coprirsi, Agostinelli ha messo dentro Lenzoni, un difensore per una punta Altinier, però il Vicenza continua ad attaccare anche se in questo momento è il Portogruaro in attacco, ma riparte il Vicenza con Martinelli all'interno della sua area di rigore, il lancio lungo a cercare una delle 4 punte che ci sono in campo, l'apertura verso sinistra, si accentra il giocatore Schiavi che poi però sbaglia il passaggio, tornato indietro a difendere anche Girardi che ha recuperato il pallone, riparte Tarana in contropiede, mancano 15 secondi alla fine di questo secondo tempo, c'è Cunico che era finito in fuorigioco e proprio in questo istante l'arbitro fischia alla fine di questa partita, il Portogruaro nel derby ha battuto il Vicenza per 1-0.